Siamo qui con Olivieri della Pumas, un 2-2 che lascia l'amaro in bocca, rimediato a 43 secondi dalla fine, dopo una partita punto a punto contro un avversario sicuramente meno quotato. Ecco, come mai la Pumas non è riuscita a portare a casa il risultato questa sera? Secondo me la partita l'abbiamo dominata da inizio a fine. Ci è mancata forse un pochino di concretezza finale perché verso la fine siamo riusciti a passare in vantaggio dopo un assedio durato tutta la partita. Però una piccolezza, ci è sfuggito un uomo e il risultato è quello. Lo sport è così alla fine. Una piccola distrazione e l'avversario ne approfitta. Ovviamente un avversario che gioca sulla difensiva approfitterà al minimo errore, ovviamente noi avendo la palla. Oggi si è buttata una partita che era granché dominata. Sì, anche perché la gestione era stata ottima negli ultimi 5 minuti a scappare per la pista, non c'era stato un giro palla che aveva eluso in modo magistrale la difesa della SPV, poi questa sbavatura ha compromesso tutto. Ecco, una domanda di carattere personale: la tua prima esperienza in categoria senior che quest'anno sei stato inserito, come ti stai trovando? Comunque la Pumas è una grandissima società, poi è una Serie A2 che punta al vertice sempre, quindi è sempre bello puntare alla vittoria contro ogni squadra, quindi il livello di competitività è molto alto e le ambizioni sono sempre alte come società e poi è un gruppo stupendo che è molto bello.